Direi che ci siamo, buonasera, mi chiamo Andrea Rinaldo, sono presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, vi do il benvenuto al socio onorario di Landau, al nostro ospite, a Giovanni Agosti, che parlerà di questo libro. Allora, brevemente, perché chiederò poi una vera prolusione a Donatella Calabi, che se ne intende, io faccio l'idraulico di mestiere, quindi capisco poco, ma sono appassionato e ho visto questo libro presto, l'ho sequestrato, quella copia dell'istituto, me lo sono portato e lo sto finendo. E questa idea, quello che però volevo dirvi è della mia grande ammirazione per David Landau, per quello che fa, per quello che rappresenta, per questa figura di intellettuale veramente del Rinascimento, come raramente è dato vedere, per quello che ha fatto, una vita straordinaria, diverse vite straordinarie, laureato in medicina a Pavia, se non ricordo male, e poi ha fatto mille altre cose, incredibilmente, che passano attraverso delle competenze che si sono sviluppate in campi diversissimi, nel campo della stampa, di cui è ancora adesso, mi pare di capire, non solo è stato il fondatore della più importante rivista che se ne occupava, ma mille altre cose, iniziative, tutti affidano a lui il comitato investimenti delle associazioni importanti perché tanto ha fatto, e tanto ha fatto per questa città. Quindi il senso è che tutto quello che possiamo fare per riconoscerlo è troppo poco per quello che ha fatto per questa città e che continuerà a fare naturalmente. Quindi, senza farvi perdere altro tempo, darei la parola a Donatella Calabi, vicepresidente dell'Istituto, che introduce il tema dell'arte in movimento. Grazie Andrea. In realtà il saluto è già stato fatto dal Presidente e forse è ridondante che io intervenga perché abbiamo un vero presentatore che è Giovanni Agosti che presenterà il libro. Però io non posso non rispondere positivamente al nostro Presidente e quindi ho accettato questo banco di prova. Le questioni che volevo porre molto brevemente alla vostra attenzione sono delle domande. In questo ho accettato anche una sorta di banco di prova che mi ha lanciato David qualche giorno fa, ci siamo visti alla Fenice e mi ha detto ma forse bisogna che ci vediamo un po' prima, come la organizziamo questa presentazione? Io non mi ricordo niente, dovete farmi delle domande. A questo punto, con l'understatement che lo contraddistingue, mi ha fatto questo discorso. Allora a questo punto io ho pensato di fargli qualche domanda. Il libro è un libro non ortodosso, come dice lui stesso, sicuramente per il tema che affronta questa questione dell'arte in movimento nell'Italia del Rinascimento, ma ancora di più per la cronologia che prende in considerazione, questo tempo brevissimo che va dal 1494 più o meno al 1506, con un focus particolare proprio sul 1506. Mette in evidenza con una vivacità che io ho trovato davvero straordinaria la capacità la materialità del viaggio, tempi, ostacoli, difficoltà, movimenti frenetici delle opere e degli artisti in un breve periodo. Commercio, famiglie di mercanti, contrabbando, dogane, uffici delle imposte, pericoli delle epidemie. Tutto questo costituisce contemporaneamente protagonisti e contesto, quadro di riferimento per questi movimenti, per il trasporto di persone e di beni che si muovono freneticamente in questi poco meno o poco più di 10 anni, ma soprattutto nel 1506. E porta degli esempi. Per esempio, ricordo solo questi, l'importanza del fatto che il dipinto famosissimo di Van Eyck nel 1400, fra il 1497 e il 1506 cambia di mano 4 volte, che è abbastanza impressionante. Oppure gli ordini a Venezia, sì, scusate, non l'ho detto, sì, a Venezia. Oppure il fatto che le icone che vengono da Creta, che siano alla latina o che siano alla greca, vengono importate a Venezia per essere immediatamente riesportate a Roma o in Spagna. Oppure gli altari dei più famosi pittori veneziani, Bellini, Carpaccio, Vivarini, Lotto,
che vengono spedite in Italia, scusate, in Istria o a Ragusa o nella parte meridionale dell'Adriatico, Marche. Quindi i viaggi degli artisti, delle opere d'arte prima di tutto e poi degli artisti. Con i movimenti degli artisti, altro esempio che è singolare e significativo, Biagio Rossetti, che viene spedito a Milano nel 1503 durante l'invasione francese della città di Milano per occuparsi della manutenzione e della valutazione della casa di Ercole I d'Este. Sono cose abbastanza singolari. Leonardo e gli spostamenti di Leonardo sono molto noti. In tutto questo però, appunto, questo privilegiare assolutamente il 1506, che in qualche modo l'autore giustifica dicendo è la data di morte di Mantegna e l'anno in cui Dürer è stato per tutto l'anno a Venezia. Mi resta la curiosità di capire se sotto sostiene che questo 1506 è molto più movimentato, ci sono molti più spostamenti che in altri periodi. È un periodo più importante, un anno più importante degli altri? Punto interrogativo. L'altra questione di fondo che vorrei porgli, ponendola come domanda, la sua è un'indagine interdisciplinare e magari anche Giovanni Agosti ha delle risposte da dare. La sua è un taglio interdisciplinare che copre tutte le forme d'arte, lo dice lui, e tutte le regioni italiane, in una penisola fortemente cosmopolita, nella quale dunque non parliamo soltanto di arte sotto forma di dipinti, di stampe, di sculture, eccetera, ma anche di architettura. E qui, scusate, ma le deformazioni professionali ognuno ha le proprie, mi viene spontaneo di porgli dei quesiti che hanno a che fare con l'uso dei linguaggi architettonici e delle competenze della manodopera e degli spostamenti, dei movimenti dei materiali della scala urbana. Voglio dire, al di là dei singoli edifici o degli architetti o artefici, l'esempio di Fra Giocondo è uno dei più efficaci che ti riesce bene, nel senso che lo spostamento fra Parigi, Roma, Venezia, in un arco molto breve e avendo a che fare con il ponte di Notre Dame, con Blois, con il Belvedere di Giulio II, e poi anche con i canali e gli scavi in laguna proposti dal Consiglio dei 10 sono particolarmente un esempio efficace. Però quando si parla di tipi edilizi, che pure caratterizzano fortemente l'Italia del Rinascimento, penso alle piazze, alla forma delle piazze, all'imitazione delle piazze dei fori all'antica, oppure i portici, la costituzione di portici a botteghe. Pensiamo alla quantità di portici a botteghe che caratterizzano la piazza Ducale di Vigevano, la piazza dei Martiri di Carpi, il portico lungo delle botteghe, ma poi a distanza di più di 10 anni il portico del Grano, oppure Imola e la piazza Matteotti, oppure tutte le cittadine gonzaghesche, Novellara, Guastalla, Gazzuolo, eccetera. I tempi che sono necessari per la realizzazione di tutto questo, per l'imitazione, la trasposizione, il trasferimento di tutto questo è molto di più che un periodo molto breve. Quindi la questione della longue durée in qualche modo mi sembra che sotto sotto ritorni. Mi piacerebbe che tu mettessi in discussione questa affermazione e vorrei sapere cosa ne pensi. Dei portici. Va bene, Vabbè. ci proveremo. Detto questo, non lo so se un minimo di presentazione l'ha già fatta Andrea di David Landau, che appunto è un personaggio veramente a 360 gradi, nato a Tel Aviv, ha fatto gli studi liceali a Milano, si è laureato in medicina a Pavia, ha cominciato a lavorare nell'ambito della storia dell'arte a Oxford, dove ha fatto una carriera accademica fino al 2009 a Oxford. Non so quanti di voi si ricordino una mostra che io ricordo benissimo e che consideravo veramente di grande importanza per noi tutti, The Genius of Venice alla Royal Academy di Londra, che è del 1983. È esperto di stampe, come ha detto Andrea, ha diretto la rivista The Print Quarterly,
È stato ed è ancora trustee di una serie di istituzioni, dalla National Gallery al Courtauld Institute, al Warburg, al Venice Imperial Fund, all'Art Fund, la Rothschild Foundation Europe. Ha avuto una serie di onorificenze importanti. Si sta occupando del Museo Ebraico di Venezia, che non è una cosa di poco conto, credo, rilancio e sviluppo del Museo Ebraico di Venezia. E naturalmente tutte le questioni che ha appena citato Andrea relative alla Stanze del Vetro. Credo che nessuno dei presenti non conosca, non sia andato, non abbia l'esperienza dell'importanza delle successive molte mostre che sono state fatte alla Giorgio Ficini, accanto alle quali però io vorrei sottolineare, perché secondo me è veramente molto importante, del resto lo diceva anche Andrea, per questa città, la istituzione di un centro studi e archivio sulle fornaci, la storia delle fornaci di Murano. Quindi c'è l'aspetto espositivo, c'è l'aspetto della collezione, della raccolta dei materiali di studio per un tema, una produzione che a Venezia è assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda Giovanni Agosti, ha studiato lettere classiche e archeologia romana e ha preso il PhD alla Normale di Pisa sull'arte del Rinascimento in Lombardia. È stato funzionario di soprintendenza e come tale ha diretto un numero considerevole di restauri. Poi è diventato professore di storia, ordinario di storia dell'arte moderna all'Università di Milano, dove è stato curatore fra il 2008 e il 2009 della grande mostra a Parigi su Mantegna, al Louvre. Anche quella forse è un episodio importante di cui alcuni di voi si ricordano. E poi quella su Bernardino Luini a Milano. È membro di importanti comitati scientifici, fra cui il Centro di Arte e Cultura del Palazzo Te a Mantova, della Pinacoteca di Brera, dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Fra le pubblicazioni più importanti, Bambai e il classicismo lombardo, del 1997, e su Mantegna, che forse è uno dei legami più importanti fra i due nostri interlocutori, del 2005. Ma si occupa anche, si interessa molto di relazioni fra arti e lettere, che è un punto di vista abbastanza specifico e particolare, e in quest'ambito ha curato l'autobiografia di Ronconi, la biografia di Lucchino Visconti e quella di Giovanni Testoni. E a questo punto a voi due, non so come, in che modo. Adesso andiamo là. Se per favore si potesse abbuiare la sala, perché così si vedono. Mi scuso con voi anticipatamente di due cose. Uno, la lunghezza del mio discorso e secondo, la mia cattiva pronuncia dell'inglese. Perché ho chiesto io, è una cosa inconsueta, a David Landau di presentare questo libro non ortodosso, è lui stesso a definirlo così, l'ha detto prima Donatella, pagina 11. Me lo aveva regalato lo scorso maggio, appena uscito. Mi aveva fatto anche una dedica affettuosa, ma vedevo già davanti a me il cumulo degli impegni che mi avrebbero, chissà per quanto, trattenuto dall'affrontarlo nella sua intierezza, limitandomi a sfogliarlo o a leggerne qua e là qualche pagina, ricorrendo magari all'indice dei nomi, ad apprezzarne la bellissima copertina, che figura fa fare a un pittore non di prima fila come Marco Marziale, e la tela arancione del dorso. L'avrei magari in futuro consultato per qualche imprecisata ricerca. Nell'Italia di oggi è difficile, infatti, per chi fa di professione con un minimo di decenza l'insegnante in un'università di massa, trovare il tempo per affrontare con l'attenzione dovuta un libro del genere, che a naso mi è parso subito un libro importante. Da qui l'invenzione di una costrizione esterna, quella che mi ha portato oggi a Venezia a lettura conclusa, quindi una presentazione. David e io ci conosciamo dal principio degli anni 90, al tempo degli ultimi fuochi del mecenatismo Olivetti, quando a Londra prima e a New York poi si è tenuta una grande mostra di Mantegna, a cui lui, di 10 anni più grande di me, collaborava e che a me ha salato il sangue.
Fino a quel momento, al tempo della mia formazione, non avevo sentito parlare di David Landau, non rientrava nel periplo delle mie conoscenze, ma conosciutolo, non mi ricordo esattamente il frangente, ho avvertito subito una stranezza in lui, qualcosa che lo rendeva diverso dal tram tram, più o meno professionale, degli altri storici dell'arte con cui ero entrato in contatto. Allora avevo 30 anni, lavoravo a Mantova e avevo fatto un controllo per lui, mi pare, nell'archivio di Stato e mi aveva ringraziato per iscritto, come usava allora, dicendomi che ero un angelo, un'espressione che nessuno mi aveva rivolto fino a quel momento. Quando diversi anni dopo usciva da Feltrinelli il mio libro su Mantegna, mi aveva scritto con un entusiasmo che ancora oggi a ripensarci mi commuove. Ma non è la riconoscenza che mi porta a dire che Art on the Move è un libro importante. Sono la sua anomalia e la sua imprevedibilità e la sua concretezza che me lo fanno affermare. David e io, quando ci vediamo, in sostanza solo per i consigli d'amministrazione del FAI, di cui entrambi facciamo parte, siamo reciprocamente molto timidi. E anche questa per me, in un mondo dell'esplicito, è una ragione di interesse. La storia dell'arte non esaurisce né limita una vita pienissima e generosa, così spesso al servizio degli altri, nello sforzo, per quanto si può, di migliorare il mondo, come quella del nostro amico, classe 1950, in cui Milano, la città dove sono nato e dove oggi lavoro, non è una presenza indiscreta, a partire dal liceo Alberchet, lo stesso frequentato da Don Milani. Dopo la laurea in medicina a Pavia c'è un pianerottolo sullo scorcio degli anni 70 in cui contano i contatti con il mondo che ruota intorno alla Compagnia del Disegno, la galleria di Via Lanzone, sovrintesa da Giovanni Testori, dove opera il genovese Max Rabino, il cui nome compare in memoriam tra i dedicatari di Art on the Move. Fin da allora quindi conta la grafica, in un ventaglio molto vasto che privilegia di certo la stagione rinascimentale, ma non esclude il presente. E allora 1978, il catalogo generale delle stampe di Georg Penz, era stato dalla parte dei contadini al tempo della guerra dei contadini, o la mostra pionieristica Oxford, 1979, Prints by Mantegna and his School. Il catalogo è un ciclostile, come quelli dei proclami politici della mia giovinezza, dove non si discute però di rivoluzione o di Cile o di Vietnam, ma di Giovanni Antonio da Brescia e di Zoana Andrea, che risultano ancora due persone diverse. Ma tutto questo accanto, di nuovo, Milano, anno 1982, all'impegno per Federica Galli, in cui David ha avuto illustri predecessori, le acqueforti dell'artista di Soresina, che saranno esposte alla Fondazione Cini dalla Olivetti qualche anno dopo, sono da lui sottoposte ad indagini sui loro stati, sulla concretezza delle tecniche di esecuzione, e tutto è presentato sempre in maniera comprensibile, anche in anni in cui il gergo della critica d'arte sembrava per necessità oscuro, tanto che la chiarezza diventerà un motivo conduttore dei suoi studi. Succede lo stesso nel libro di cui stiamo parlando adesso, anche quando il tema non è la grafica, ma le fusioni o i coni o la tessitura. Ma le intermittenze del cuore allora venivano a galla, basta una citazione di David trentenne. Il più grande pittore di tutti mai, Tiziano, teneva i suoi teleri non finiti per mesi, per anni, per decenni appoggiati contro la parete, girati scortesemente contro la parete, e improvvisamente vi tornava con la devozione di un amante che ritrova un amore che credeva perduto e ne riaccarezzava i contorni e dava loro completezza, o solo un tocco con le dita impastate di colori e col pennello, per poi abbandonarli per anni ancora. Intanto scoppiano Londra, i successi, i saloni sontuosi della Royal Academy con The Genius of Venice, per cui il contributo di David non si limita alla responsabilità scientifica dell'ampia sezione sulle stampe, dove si era preoccupato di scegliere costantemente esemplari della massima qualità, by personal taste. L'invenzione dal 1984 di Print Quarterly e poi, ma non si tratta di fare una laudatio in un luogo dove per di più David è ben noto, quanto di accennare a uno sfondo, il gran libro del 1994 con Peter Porschel sulle stampe rinascimentali, da cui discendono non pochi tratti del volume di cui parliamo stasera. Il grandioso impegno a 360 gradi a favore del vetro veneziano, con la volontà di costruire un centro di studi e mostre a ingresso gratuito sull'isola di San Giorgio, capaci di risvegliare e mantenere l'interesse verso una produzione tipicamente veneziana, relativa però a una stagione ben distante da quella rinascimentale e coinvolta nelle avventure e negli sbandamenti del tragico Novecento, e poi il censimento delle più antiche xilografie italiane. Ma bisogna che mi fermi, altrimenti è un attimo a finire fuori strada. Come si muove uno storico dell'arte che si avvia verso i 65 anni
e che si interessa con una prospettiva molto specifica di cultura del Rinascimento italiano davanti a un libro di oltre 400 pagine che affronta quel soggetto senza fare esplicitamente i conti con quelli che sono stati e sono da decenni tra i principali ferri del proprio mestiere, e cioè gli scritti di Roberto Longhi e di Gianni Romano e di Sandro Ballarin, ma anche di Carlo Dionisotti. Attraverso queste pagine sono venuto a conoscenza di montagne di altre pagine che affrontano da prospettive a me ignote questo segmento della storia italiana, ma il problema non consiste e non si limita a questioni di aggiornamento bibliografico. È una questione di sguardo, di imprevedibilità dello sguardo e di struttura della ricerca. Cerco di chiarire il punto attraverso una sommaria descrizione del libro. Art on the Move in Renaissance Italy, dedicato alla moglie e ai 5 figli di David e al ricordo di 4 amici che non ci sono più, è costituito da 6 capitoli, di differente lunghezza e dal passo differente, preceduti da una brevissima introduzione e da una conclusione ben più ampia. Il grosso volume non è esito, se non in parte, di una ricerca originale, ma è frutto di uno sguardo differente su alcuni temi, talvolta addirittura topici, nello studio del Rinascimento italiano. Il soggetto sono gli spostamenti degli artisti, la circolazione delle opere d'arte, un soggetto già affrontato, ma mai a mia conoscenza, con questa radicalità e immediatezza. Una chiave di volta è stata quella di individuare un perno intorno a cui fare girare il sistema del libro, e il perno è stata la scelta di un anno climaterico, felicemente individuato nel 1506. La xilografia che vedete qui viene dal census di David del 1507, è una stampa tratta da un legno antico ma una stampa moderna. Quando a Roma viene scoperto il Laoconte, comincia l'avventura delle guardie svizzere, quando Michelangelo litiga con Giulio II e spedisce una sua Madonna di marmo a Bruges, quando Raffaello è alle prese con la progettazione della libreria Piccolomini, quando Isabella d'Este, che ha già il Cupido di Michelangelo, riesce a entrare in possesso di un Cupido antico creduto di Prassitele. Esiste la storia, ma anche la biografia di chi scrive la storia, e quindi 1506 vuole dire soprattutto l'anno della morte di Mantegna a Mantova il 13 settembre e l'anno della presenza di Albrecht Dürer a Venezia, 2 degli autori, entrambi coinvolti nel mondo delle stampe, che costituiscono le stelle fisse nel pantheon delle predilezioni di David. Questo amplissimo paesaggio di scambi e di viaggi intende essere osservato con occhi sprovvisti del senno del poi, facendo ricorso solo a testimonianze documentarie o letterarie che precedono o affiancano la cronologia degli eventi considerati, in moltissimi casi attinte a studi recenti e impiegando con estrema parsimonia, soprattutto agli occhi di chi vi parla, lo strumento delle note, di solito il mio pane quotidiano, anche dal punto di vista espressivo. I riferimenti bibliografici riguardano scientemente e costantemente solo i titoli delle voci e non le pagine specifiche. David sfugge quasi con un gusto fanciullesco al ricorso alle vite di Vasari, non vuole mai svelare come le cose vanno a finire, come se si potesse per un miracolo non saperlo. Si ignora quando si muore, nonostante si sappia che è inevitabile. Si ignora se scoppierà una pestilenza, magari quella dove muoiono il padre del parmigianino, Filippo Mazzola, e il Sommo Marmitta, o una guerra. Quindi la Lega di Cambrai e il dramma veneziano sono indagati nelle premesse, ma non negli effetti. Il risultato non manca di conferire, una volta che ci si lasci prendere dal piacere della lettura, una certa suspense al racconto. Il Michelangelo di Art on the Move non è quindi il pittore della Volta della Sistina, destinato ad avere una vita lunghissima, né Raffaello, che morirà a 37 anni, quello delle stanze, e Giovanni Antonio Bazzi ha ancora aperte davanti a sé tutte le occasioni di affermazione che la sua condotta sregolata invece gli farà perdere di lì a qualche anno. Gian Cristoforo Romano ha la medesima autorevolezza di Michelangelo e risulta quindi plausibile un lapsus come Giovannangelo Romano e Michel Cristofano Fiorentino, impiegato da Cesare Trivulzio in una lettera dell'1 giugno 1506. Sarebbe inimmaginabile un lustro dopo. I protagonisti di questo libro, insomma, non sanno di essere gli interpreti della High Renaissance, ma neanche della terza età vasariana. Di conseguenza in queste pagine non si ricorre mai all'appellativo del piombo, conseguito nel 1531 a proposito del pittore Sebastiano Luciani, chiamato costantemente solo così, né Jacopo Palma e mai qui Palma il Vecchio, né il capolavoro di Dürer oggi a Praga è mai didascalizzato Madonna del Rosario, come avviene regolarmente negli studi altrui. Lo sguardo è insomma in medias res,
quando le opzioni sono ancora tutte aperte, ogni teleologia esclusa, e come dare torto a David su questo punto. Si svolgono davvero così, anche per me, le cronache dell'arte italiana all'anno 1506. Basterebbe pensare alle convocazioni per la decorazione degli ambienti dei palazzi vaticani, che diventeranno in un brevissimo periodo le stanze di Raffaello. Ancora la data 1510, quando Francesco Albertini pubblica il suo opusculum De Mirabilibus Nove et Veteris Urbis Rome, si parla di pictores concertantes. Sono lì attivi per Giulio II, vecchi e giovani, dal Perugino al Bramantino, dal Sodoma a Lorenzo Lotto. È solo dalla metà del secondo decennio del Cinquecento che si capisce come andrà a finire la storia, e cioè nel nome di Michelangelo e di Raffaello. E uno dei primi ad avvertirlo, come ha chiarito per primo e una volta per tutte Gianni Romano, è stato il veneziano Pietro Bembo, nella prima stesura, intorno a metà del secondo decennio del Cinquecento, delle sue prose della volgarlingua, che pure andranno a stampa solo nel 1525. In altri contesti e in altri ambienti meno portati alla normatività, la pacifica coesistenza delle soluzioni avrà ancora qualche tempo per sopravvivere, per esempio nelle annotazioni di Marcantonio Michiel o tra le pagine di Paolo Giovio. Particolarmente sorprendente è stata per me la lettura del primo capitolo di Art on the Move, A Cosmopolitan Peninsula, dove si è messi di fronte a dati oggettivi concreti che pressoché regolarmente lo storico dell'arte impegnato a discutere di influenze, una parola messa al bando in queste pagine, o di rapporti, ignora, dandoli per scontati o facendo come se non esistessero. Si è qui messi di fronte alla fisicità della vita, alle difficoltà degli spostamenti, a un'autentica storia sociale dell'arte che deve fare tesoro di una bibliografia che non è corrente sugli scaffali degli storici dell'arte della mia generazione o di quella che mi ha immediatamente preceduto. La premessa, non so se è davvero da estendere a tutti gli strati e i contesti della società rinascimentale, io credo non sia così e sia una caratteristica solo di certi ambienti, è che Renaissance sculptor was constantly in search of novelty, almost obsessed by the idea of creating new styles, shapes, objects never seen before, made with novel technique and with exotic and rare materials. E quindi nella cornice di questa smania di novità, le carte geografiche, i portolani, le strade, i pericoli, le guerre, le inondazioni, le imbarcazioni, i banditi, i pirati, i briganti, le spie, le dogane, i dazi e la corruzione, i lasciapassare, le fiere, i cavalli, gli asini, i buoi, i pellegrini, i bastoni, le borse, i bagagli, le taverne, il commercio delle spezie ma anche dei colori e degli schiavi. Meglio sarebbe dire delle schiave, perché l'80% dovrebbero essere, a stare da quanto qui appreso, donne in gran parte, tartare e russe. Ma anche le scarpe e i piedi scalzi, segni di riconoscimento, gli zingari e gli ebrei, la rarità dei neri e poi le condizioni igieniche dei viaggi, alla luce del monito costante che l'attuale territorio italiano era diviso in quasi 50 tra stati e staterelli, ben più perciò delle attuali 20 regioni. Lo sforzo dell'autore di mantenere uno sguardo a volo d'uccello sull'intera penisola, ma inevitabilmente, sia per le predilezioni personali, sia per la diversa distribuzione delle ricerche pregresse, il grosso dell'esemplificazione non riguarda l'Italia meridionale, ma si concentra nel nord e nel centro, anche se non si omette che la Sicilia esporta confetti e frutta secca. Si ragiona dei cambi dei regimi e del trasporto delle merci e quindi implicitamente delle opere d'arte. Quando e come la prima Vergine delle Rocce raggiunge le terre di Francia? Non sono più il solo, per esempio, a supporre che il dipinto del Louvre sia il certo quadro de pictura che è ad Milano, che, come risulta da una lettera di Jacopo d'Atri del 31 dicembre 1509, molto lo desidera Anna di Bretagna, la moglie di Luigi XII. Credo non sia da seguire invece l'idea che si tratti di un dono diplomatico del Moro all'imperatore Massimiliano I. Come starebbe bene qui? L'evocazione della lettera di Martino Spanzotti al duca di Savoia Carlo II, 25 settembre 1507, che accompagna l'invio di un tabuleto con la immagine della Madonna sopra picto alla similitudine di quella fiorentina che vostra signoria me remise in mano, e conclude: credo che vostra signoria troverà questa vemando e quale in qualche parte di meglio dell'altra. La Madonna fiorentina in questione, la Madonna d'Orléans di Raffaello, oggi a Chantilly, datata all'incirca 1505-1506, nel pieno del soggiorno fiorentino del pittore,
che quindi prima del 1507, quindi ben prima degli approdi padani di Raffaello, a partire dalla Madonna Sistina e della Santa Cecilia e delle opere per la corte estense, è giunta alla corte sabauda, di qua o di là delle Alpi, a Torino, a Chivasso, a Chambéry. Peccato non conoscere l'aspetto della copia eseguita da Spanzotti e doversi limitare alle riproposte tardive e ben inferiori di qualità dei suoi allievi Gerolamo Giovenone e Defendente Ferrari. A proposito di circolazione dei modelli del giovane Raffaello, e per stare al luogo dove ci troviamo, quanto mi piacerebbe vedere raccontata per bene la storia della Madonna che compare in cima alla pala di Carpaccio sull'altar maggiore della chiesa di San Vidal, proprio qui accanto. Non mi pare che sia stato fatto a dovere. La Madonna che Carpaccio dipinge nel 1514 in cima alla sua pala, pur manomessa nel Settecento, è una replica precisa di un'invenzione raffaellesca di solito datata ai primi anni del Cinquecento, che deve aver avuto circolazione in laguna già alla fine del primo decennio. Ne esistono addirittura delle derivazioni per cui si è, magari a torto, fatto il nome di Giovanni Agostino da Lodi. Ma stando alle effemeridi degli scambi, quante se ne vorrebbero sapere di più sugli artisti francesi in giro per la Lombardia intorno al 1506, che era per esempio il Janus Parenot Gallicus, filius quondam Stefani, che stipula nel 1505 un contratto di collaborazione con il pittore Giovanni Antonio De Fedeli, figlio di quel Matteo in possesso del disegno di Bramante che aveva dato vita all'incisione Prevedari. Come intendere la richiesta dell'intelligentissima badessa Giovanna Piacenza al modesto Alessandro Araldi per la decorazione di un ambiente del monastero di San Paolo a Parma, quando gli impone, siamo ancora nel 1505, un'andata a Milano per vedere il cenacolo di Leonardo? E lui che nel 1506 aveva ospitato in casa sua il bresciano Savoldo alle primissime armi, si preoccuperà di lì a poco, 1514, di infarcire di riprese da modelli illustri, persino dalla Volta Sistina appena inaugurata, una stanza destinata a essere inesorabilmente ridimensionata, di lì a pochissimi anni, dai miracoli di carne del giovane Correggio. Ma che dire degli studenti oltremontani dell'Università di Pavia, proprio quella dove David ha studiato medicina, che nel 1506 commissionano un politico destinato alla Chiesa del Carmine e oggi diviso tra la National Gallery di Londra e il Collegio della Guastalla a Monza, non a un pittore locale né a uno straniero, ma al romagnolo Bernardino Zaganelli, che a Pavia è già nel 1504. E il 1506 è pure l'anno in cui il re di Francia, Luigi XII, emette a Milano un privilegio per punire coloro che osassero contraffare alcun designo stampato de mano di Giovan Pietro Birago, mentre il 1507, se non erro, è la volta del passaggio nell'Italia del Nord di Hans Burgkmair, e anche qui quanti racconti, poco visti e poco letti, ancora dentro il registro dei tempi che il libro si è autoimposto. David discorre poi dell'incertezza dei viaggi, soprattutto per quello che riguarda la durata, così dipendente da fattori esterni. Si ricorda che i corrieri sono più veloci dei mercanti, i mercanti dei soldati, i soldati dei pellegrini, e che tutto di notte si fa ben più difficile, se non impossibile, potendo disporre per gli spostamenti solo del lume della luna. C'è anche una riflessione sulla rapidità della circolazione delle notizie. Il Laocoonte è scoperto il 14 gennaio e già pochi giorni dopo se ne discute a Mantova e a Milano. Rispetto alla storia dell'arte, delle sintesi e dei manuali, tanto generica quanto asseverativa, in Art on the Move non si dimentica mai che quanto è oggi noto a noi è il frutto di una selezione pesantissima della storia, condotta chissà su che parametri. A Milano, nel 1500, sono registrati attivi 100 pittori. Quanti ne conosciamo oggi? Insomma, questo primo capitolo, all'insegna di reality is immensely complex and art is immensely more complex than reality, è una specie di scorribanda dentro un possibile Burckhardt di oggi sacrosantamente pieno di nomi propri e alieno da considerazioni parafilosofiche. Ancora un esempio, la fedeltà all'assunto cronologico prefissatosi, arriva fino al punto di rinunciare al ricorso là dove si affrontano i rimedi contro i morsi dei rettili mortali venduti dai pauliani del noto affresco di Giulio Romano nella Camera dei Venti a Palazzo Te, circa 1527-1528, già sfiorato nel saggio famoso di Aby Warburg e tanto chiaro per rappresentare questo aspetto del reale, per noi oggi così difficile da cogliere. Eppure ci sarebbe stato, e non troppo distante dal 1506, cioè nel 1508,
e di mano di un artista dell'Italia settentrionale, quindi itinerante, l'affresco con il medesimo soggetto realizzato da Cesare da Sesto, sotto la regia del senese Baldassarre Peruzzi, nell'Uccelliera di Giulio II in Vaticano. Forse non è abbastanza ben conservato per stare nei libri così belli di Paul Holberton. Exit, primo capitolo. E con il secondo, intitolato Frescanti e erranti, il ritmo cambia completamente. Lo sguardo è meno dall'alto, più concentrato su un argomento specifico. I pittori che sono costretti a muoversi per ragioni di lavoro. In particolare David si dedica ad affrontare la pittura murale, mano a mano stringe l'obiettivo su una sequenza di cantieri che sfociano l'uno nell'altro, quasi si passassero le consegne. È questo il cuore del capitolo. La sequenza ruota intorno all'egemonia del perugino che costringe all'itineranza il compaesano pinturicchio, portando la sua affermazione romana in cantieri sovraregionali, e da qui si passa a Raffaello Senese, impegnato, ma a livello unicamente grafico, nell'impresa della libreria Piccolomini, e poi, ne sono davvero felice, nel Sodoma di Monte Oliveto. Faccio parte, questa è una bellissima fotografia che ha fatto Jacopo Stoppa quando siamo stati là, faccio parte della generazione, penso soprattutto ai miei amici carissimi, Alessandro Bagnoli e Roberto Bartalini, che si è battuta per il ristabilimento del valore del tratto giovanile della storia di quest'artista vercellese, quello più sensibile alle sue radici settentrionali, così comprese nell'esame dei dati naturali, tra la lezione di Martino Spanzotti, il suo maestro, nonché un eroe di Longhi, di Testori e di Romano, e quelle di Leonardo e del Bramantino. Anche questa è una foto di Jacopo, di dettagli mirabili di Monte Oliveto. Forse nel mondo anglosassone le azioni del Sodoma non erano cadute così in basso come in Italia, dove a lungo la parte che chiamerei buona della storia dell'arte non aveva perdonato a questo inquieto pittore il tradimento delle sue origini. Ma questo genere di problemi o di valutazioni non sembra toccare David, almeno apparentemente, e per di più l'itineranza è per lui, anche alla luce della propria esistenza, un dato di merito, se non di natura. In queste pagine la sequenza documentaria che riguarda il pittore, ma anche gli abati che si susseguono nel monastero benedettino immerso nelle colline senesi, è ripercorsa tra scherzi, vestiti, garzoni ingordi e gli animali prediletti del Sodoma, dai cavalli a un corvo parlante, ed è proprio il suo autoritratto, circondato dalle bestie, a fare da controfrontespizio a Art in the Mauve. Nel capitolo che si chiude con un affondo sulla cappella di San Brizio a Orvieto, collegata alle vicende di Monte Oliveto grazie alla presenza di Luca Signorelli, famosissimus pictor in tota Italia, così suona il contratto e così crede David, partigiano dell'artista, ci sono considerazioni generali, talvolta, perché negarlo, affidate a luoghi comuni, come quello secondo cui d'inverno non si praticherebbe la pittura ad affresco. Un dato ovvio all'apparenza, ma con innumerevoli eccezioni. Ecco qui il novembre 1526 degli affreschi di Sigismondo De Magistris a Sorico, sulla montagna in cima al lago di Como. Non ricorre invece la considerazione in base alla quale l'indicazione in una firma di un luogo d'origine sarebbe la prova che l'opera era destinata a una località differente. Anche questo è un luogo comune, basta pensare alle opere cortonesi di Signorelli, dove il pittore si firma Lucas Cortonensis, a non voler richiamare il Simon Martini et Lippus Memmi de Senis sull'Annunciazione del 1333, destinata al Duomo di Siena. In questo secondo capitolo, dove piacerebbe vedere evocate anche le maestranze italiane erranti fuori dai confini attuali del paese, come i pittori lombardo-emiliani impegnati a decorare la cattedrale di Albi, in Occitania, in date che vanno molto a ridosso del 1506, si avverte lo sforzo di ricostruire set che non si limitano alla pittura di volte e pareti, ma considerano come sacrosanto pavimenti e vetrate, mobili e corpi illuminanti. Qui l'occhio è ai lavori dei Thornton, padre e figlia. Quando è la volta di richiamare, quanto mai opportunamente, dato il tema del capitolo, gli affreschi di Antonio Solario, nato a Venezia ma soprannominato lo Zingaro, nel chiostro di Santi Severino e Sossio a Napoli, David glossa: "This was the so-called chiostro del Platano, named after a magnificent plane tree with a circumference of 8 meters, sadly cut down in 1959. Quale storico dell'arte italiano si sarebbe preoccupato di offrire al lettore un'informazione del genere, per di più nel testo e non nelle note? Non sono stato capace di trovare una fotografia, ho trovato solo un acquarello ottocentesco. Il terzo capitolo, Sculptor's Toil,
è quello più difficile da affrontare, se non si ha una preparazione specifica, soprattutto perché è illustrato in maniera un po' avara. Questo è, diciamo così, un mio desiderata, perché mi piacerebbe avere molte più figure nel libro di Holbert. Molte delle opere menzionate anche lo specialista non le ha immediatamente sott'occhio, eppure anche qui che saggezza nel periplo dei marmi, nella geografia delle cave, senza eccessi di tecnicismi linguistici, nella messa a fuoco dei clan itineranti, così che stavolta c'è anche la Sicilia dei Gaggini, Antonello e discendenti. Questa è quella bellissima scoperta di Kruft, un dettaglio della tomba in San Pietro in Vincoli che David evoca, e il pezzo di... così che stavolta c'è anche la Sicilia dei Gaggini, Antonello e discendenti, non manca l'attenzione alla scelta delle pietre, alla loro distribuzione geografica, che sia uno statuario di Carrara o una pietra di promontorio. Il tutto si va a configurare dentro una mappa che non può più corrispondere, perché è fondata su altri presupposti a quella tanto a lungo normativa nel settore per via dell'assenza di ricerche specifiche del manuale di John Pope Hennessy. E quindi fuori e oltre la storia dello stile, strategie familiari e parentali, spionaggi e plagi, esclusive e privative, mentre i matrimoni rappresentano il metodo migliore per sfuggire ai protezionismi locali e permettere l'affermazione in un contesto lavorativo che non è il proprio. E poi con saggezza, ormai spesso disattesa, soprattutto in chi ha a che fare con la storia dell'arte più prona alle richieste del commercio, authorship in the field of sculpture at this time is perhaps just a modern myth. Naturalmente la regione dei laghi lombardi non può che farla da padrone in questa storia di viaggi e di migrazioni. C'è tutta la voglia in David di restituire la fatica del vivere, dello spostarsi di questi artisti alla costante ricerca di un lavoro in fuga dalla povertà. C'è chi si specializza in crocifissi, anche se un po' fuori cronologia, basterebbe pensare al maestoso Johannes Teutonicus, in giro da Salò a Perugia, da Anagni a Rimini. Chi si fa maestro d'ornato, ed è così che si spiegano alla luce della circolazione di modelli intorno al 1507 le analogie tra i rilievi alla base del monumento michelangiolesco a Giulio II, a sinistra, eretto dopo 1000 traversie in San Pietro in Vincoli, e le coeve lastre decorative del monumentale coro da secoli smantellato della cattedrale di Palermo, a destra. E poi gli scambi di cartoni tra i maestri della prospettiva, impegnati tra gli stelli di legni colorati, così che la stessa immagine ricompare a centinaia di chilometri di distanza. Le tarsie certo, ma si potrebbero anche evocare le vetrate, che richiedono maestranze specializzate. Ecco il cartone di Francesco del Cossa, adoperato dai Cabrini, che ricompare identico a Bologna, in San Giovanni in Monte, a Venezia, nella vetrata, nei frammenti che sono qui all'Accademia, che vengono a Santa Maria dei Miracoli e chissà dove. Può persino servire come punto di partenza per creazioni pittoriche di primissimo livello. Ma in David c'è comprensione umana anche per chi deve saltare le piazze troppo frequentate e trovarsi una strada in centri meno battuti. Ed ecco gli emigranti lombardi che dribblano Venezia e approdano in Friuli. Evidentemente il quadro complessivo presentato in questo capitolo dipende dalle ricerche esistenti, da quali sillogi documentarie sono state approntate. Di qui un'impressione generale a macchia di leopardo per la scultura in Italia, circa 1506. Compare in queste pagine, ma l'osservazione non manca anche nei capitoli precedenti, una certa attenzione al ruolo degli ordini religiosi in merito alla committenza e alla luce degli spostamenti degli artisti e di quelli degli abati, che, tra i benedettini, sono tenuti a turnare a intervalli assai brevi. Ma ci sarebbe da ragionare anche sulla voglia di scommettere sugli artisti alle prime armi, da parte per esempio, e per stare in area benedettina, della congregazione cassinese. Da qui le chance per il giovane Correggio o per il giovane Romanino. L'internazionale degli intellettuali prescinde spesso dai contesti locali. Non sono solo certo i veneziani a lodare Giovanni Bellini o i mantovani Mantegna, ma senza allontanarsi troppo dal 1506, d'obbligo è il ricordo della celebrazione letteraria del busto di Beatrice, la ragazza amata da Ambrogio Danola, scolpito da Tommaso Malvito. Chi dei tanti estensori diversi in lode di quel busto, da Lancino Curzio a Ercole Strozzi, dal Tebaldeo al Sannazaro, avrà visto davvero in quel frangente la scultura
scultura, distante magari centinaia di chilometri. David passa da un argomento all'altro in una ridda di sottotemi attraverso procedimenti associativi provvisti di una certa sapienza narrativa, così da evitare un effetto meramente elencatorio. Ma è converso, il nostro autore, così come chi vi sta parlando, è un fanatico delle liste, e quindi non mancano anche quelle, che siano scalpellini di Fiesole o di Carona. Una lettura a campioni di contratti del 1506 o giù di lì, appartenenti a contesti geografici diversi, serve a mettere a fuoco la sopravvivenza nell'Italia del tempo di cospicue tracce del diritto romano. È evidente che quando esiste per uno scultore un regesto documentario fitto e modernamente strutturato, come avviene per Giovanni Antonio Amadeo o per Andrea Sansovino, il discorso procede più filato e argomentato. Il terzo capitolo si chiude sul viaggio in segreto, verso nord, della Madonna di Michelangelo per i Muscron e sui plurimi invii delle terracotte robbiane spedite a pezzi in giro per l'Italia o per l'Europa, provviste di numeri o di lettere che ne facilitano il montaggio sur place. Con un brusco cambio di passo e una vistosa modifica nelle procedure del racconto si arriva al quarto capitolo, Isabella d'Este's Artistic Web. All'apparenza non ci sarebbe tema più scontato e più arato, e invece lo sguardo di David riesce a rendere vergine il soggetto attraverso il ricorso a un procedimento annalistico. Tanta è tale la documentazione superstite sulla Marchesa di Mantova che è possibile seguirne le vicende passo passo dentro l'anno cruciale, da gennaio a dicembre. I messaggi dei corrispondenti e le tracce del copialettere disegnano un percorso fitto di digressioni, di approfondimenti che rendono la lettura particolarmente piacevole, con storie che si incastrano come nelle 1001 notte, una dentro l'altra, e al web del titolo si affiancano come commenti come "They must have used faxes". Sfilano casi ben noti, dalla smania per il Laoconte riemerso da sottoterra a Roma, al Van Eyck da acciuffare dalle raccolte in dismissione di Michele Vianello a Venezia. C'è il racconto del viaggio a Firenze, a sciogliere un voto alla Santissima Annunziata con la relativa effigie in cera, ma anche la commissione di un San Sebastiano destinato a essere temporaneamente esposto nella Camera degli Sposi. L'ha chiesto a Pietro del Faina, un non altrimenti noto collaboratore di Lorenzo di Credi. Chissà se in rapporto, mi era venuto da ipotizzare, con quel Lorenzo del Faina che proprio nel 1505 è impegnato in Palazzo Vecchio quale dipintore e macinatore di colori, accanto a Leonardo, alle prese con la sfortunata battaglia di Anghiari. E chissà che non sia lui il Lorenzo che accompagna il maestro a Roma nel 1513 insieme a Salaia, Francesco Melzi e al Bambaia. Si potrebbe procedere a lungo nelle esemplificazioni delle smanie della Marchesa, la cui effigie ricorre nel capitolo attraverso il cartone di Leonardo oggi al Louvre, la medaglia di Gian Cristoforo Romano, un campione di arte in Vemove, è stato persino in Grecia, ma anche ormai un'acquisizione consolidata grazie al talento di Francesco Cagliotti del ritratto marmoreo di Antonello Gaggini, 1506 per l'appunto, oggi nella raccolta Malagelada a Barcellona. Come non comprendere David quando deroga al suo 1506 nel capitolo su Isabella? Lo fa slabbrando di poco per inserire la lettera del 2 gennaio 1507 dove la Marchesa fa parola dello insatiabile desiderio nostro di cose antiche. È quasi uno slogan, è stato anche un titolo. Comprendo meno l'autore, se non l'amico, quando nel fornire riferimenti bibliografici la citazione della voce più recente, qui e altrove, porta all'omissione di quelle passate, così tanto spesso, e spero che non sia solo la mia anagrafe a parlare, tanto superiori per qualità. Nel caso di questo capitolo, la svelta biografia di Daniela Pizzagalli, che non è Maria Bellonci, si trova così a diventare la voce di riferimento per Isabella, cultural player, mentre il superbo saggio di Gianni Romano, dove accanto a quello di Dionisotti, il miglior ritratto della Marchesa, si trova stento e rammentato una volta sola. Commovables and multiples, cioè con il quinto capitolo David affronta il tema della sua vita, le stampe del Rinascimento all'interno di un quadro più ampio di materiali multipli e carreggiabili, le cui vicende sono ripercorse con un occhio alle tecniche di esecuzione e uno alle fisionomie dei loro eventuali autori. Si comincia con i compianti in legno o in terracotta, che possono essere spediti o realizzati in luoghi diversi da quelli in cui risiede l'autore. Per esempio viene da aggiungere,
e gli anni sono più o meno quelli, il Cristo deposto in terracotta in San Vittore al Corpo a Milano, che reca la firma del bolognese Vincenzo Onofri e che non è da escludere sia quanto resta del compianto, già nella vicina Santa Maria delle Grazie, sotto le volte bramantesche nei pressi della tomba di Beatrice d'Este, rammentato nel 1515 da Pasquier Lemoine, giunto in città al seguito di Francesco I, ma era un dono, anno 1503, del bolognese Alberto Bruscolo, già funzionario alla corte del Moro. Il grosso del capitolo non si svolge però dentro le chiese, ma affronta la dolce vita, circa 1500, dentro i palazzi dove chi li possiede o li abita intende vivere all'antica. Fine living, perciò. E quindi medaglie, al principio fuse poi coniate, placchette, lucerne, gemme incise, nielli, bronzetti, maioliche, avendo sempre chiaro che si trattava di oggetti da maneggiare, sfiorare, accarezzare, senza troppo addentrarsi in questioni di autografia o di identità. Per esempio l'identificazione dello scultore che si firma Moderno con il veronese Galeazzo Mondella è data in queste pagine per assodata, cosa di cui io invece non riesco ancora a convincermi. Un altro punto su cui mi rendo conto di essere molto più rigido di David è quello relativo all'individuazione delle derivazioni. Fin da quando ero giovane ritengo che su questo punto ci sia un eccesso di facilità. Solo un esempio. Mi pare difficile sostenere che la Madonna di Ludovico Brea, datata 1494, ora al Museo di Göteborg, sia exactly ripresa da una placchetta del Moderno. I rapporti di figliolanza per me devono essere incontrovertibili quando su queste catene di immagini si tenta di ricostruire la storia. Qui la genericità faccio fatica ad ammetterla. Sono, come mi prendono spesso in giro i miei allievi, per le figlie vere, non per le figlie spurie, per le derivazioni sovrapponibili. E la locuzione non è poi così ridicola come pare a prima vista, qualora si ricordi, e David qui lo fa, il passo del trattato della pittura di Leonardo, dove ricorre il campo metaforico della figlità, quando la pittura non si copia, come si fa le lettere, che tanto vale la copia che l'origine, questa non si impronta, come si fa la scultura, della quale tal è l'impressa quale l'origine in quanto alla virtù dell'opera, questa non fa infiniti figliuoli, come fa i libri stampati, questa sola si resta nobile, questa solo onora il suo autore, resta preziosa e unica e non partorisce mai figlioli eguali a sé. Sta a David avere pure richiamato a qualche pagina di distanza e a testimonianza di un diverso sistema di valori la predica di Savonarola dove Dio è presentato come un incisore, mentre i cristiani sarebbero dei pittori impegnati a riprodurre le sue stampe e chi copierà malamente sarà punito. Un'attenzione più serrata e occhiuta è a maggior ragione necessaria quando è in gioco la circolazione delle placchette, su cui mi pare ci sia ancora parecchia confusione negli studi, e qui è molto saggio come David glossa questo punto. This somewhat confusing list of derivation and interdependencies gives, I believe, a flavor of how motifs spread in all directions and across all media, and how it is often difficult, in the absence of evidence, for a precise chronology to determine with certainty what came first and how the genealogy unfolded. Perché questo succede o sia successo? Non è troppo difficile spiegarlo. Gli specialismi sono all'origine di questo genere di confusioni. Troppo spesso chi si occupa di placchetti o di stampe pensa di poter ignorare lo sviluppo della storia dell'arte, ma che dire di chi ha inventato addirittura come materia a sé la storia della miniatura? Ma non succede lo stesso tra chi pratica la storia del libro, prescindendo da quella della letteratura. Oggetti di stili diversi, con soggetti all'antica, potrebbero rendere ancora più movimentato il paesaggio. Per esempio nella salle basse del castello di Sogne, dimora di Giorgio di Chalin, evocata da David nel primo capitolo per la rappresentazione senza paralleli monumentali delle botteghe rinascimentali sotto gli archi del portico, compare, pur pasticciato dai restauri ottocenteschi, un supposto giudizio di Paride, che per la peculiare iconografia cortese, con il pastore fattosi soldato, trova un significativo parallelo con una placchetta francese, c'è poi anche nelle stampe di cronaca. Quanti rebus iconografici ancora irrisolti in questi paraggi, e intanto David ci ricorda che con l'apparizione di nudi femminili in bronzo intorno al 1500 cade one of the last taboos. Un tema ricorrente nel capitolo è quello dei prezzi di questi oggetti multipli e la questione del costo è un buon espediente per passare da una tipologia all'altra di oggetti dove il posto d'onore spetta comprensibilmente alle stampe e alle loro modalità di circolazione.
perché non costituiscono delle fonti per le decorazioni delle maioliche intorno al 1506. David suppone che le incisioni siano ancora troppo care per questa modalità di impiego, che di lì a un paio di decenni diventerà pervasiva. Lo stesso si può dire per medaglie e placchette, cosicché si deve supporre che le fonti per le decorazioni dei recipienti vadano cercate in modelli grafici non multipli. Da un po' di tempo cerco di trovare una spiegazione al confronto tra una stampa pollaiolesca con una battaglia di nudi, non la battaglia di nudi famosa e firmata, ma un suo succedaneo, probabilmente settentrionale e successivo di cronologia, la cosiddetta battaglia di Ercole contro i giganti, e un particolare del giudizio finale, dipinto da Spanzotti in San Bernardino a Ivrea, dentro il recinto della fabbrica Olivetti, oggi del FAI. I nomi che ricorrono sono, come vedete, sempre gli stessi nel reticolo affettivo che inspiegabilmente ci lega. Il San Michele Arcangelo del pittore, così caro a Testori, sembra avere a che fare con l'incisione, ma è una figlia vera o la somiglianza è generica? Questo è il tramezzo di Ivrea appena acquisito dal FAI. Si può aggiungere che una figura simile compare in una tavola ritrovata nel 1938 nella dimora di Anna d'Alençon a Casale Monferrato, di cui vi mostro un dettaglio, non nascondendovi che qualche dubbio sull'autenticità del pezzo mi ha sfiorato. La tavola si presenta come una sorta di fronte di cassone con dei guerrieri immersi in un bosco, un'iconografia a prima vista almeno difficilmente decifrabile. Se il rapporto tra la stampa e l'affresco funzionasse, potrebbe fungere da controcanto all'affermazione di David "There is not much evidence that prints made in Italy in 1506 or the preceding decade were circulating widely, much beyond the boundaries of the city where each printmaker lived." In questo capitolo si dà spazio anche ai taccuini di viaggio degli artisti, dove persino in un'epoca pervasa dallo insacciabile desiderio di cose antiche ci sono testimonianze di un interesse per l'arte che si direbbe oggi medievale o gotica. Qui David ricorda a ragione le pergamene di Amico Aspertini al Castello Sforzesco di Milano con copie da Jacopo della Quercia o da Giovanni da Modena, la copia della Cappella Bolognini, ma qui non le trovavo, ho messo un altro disegno di Aspertini che copia uno degli arazzi della dama, un arazzo tardogotico francese. Ma ci sono testimonianze, se si può, ancora più sorprendenti, come quando, a una scoperta di Stefano Candiani, Leonardo da Vinci, nel manoscritto L di Parigi, copia inequivocabilmente alcuni dettagli della tomba di Azzone Visconti, scolpita da Giovanni di Balduccio intorno al 1340, ancora oggi, per quanto modificata, in San Gottardo in Corte a Milano. Ma sul tema della circolazione dei modelli grafici tardogotici, in particolare relativi al mondo animale, persino nella Venezia di primo Cinquecento c'è ancora parecchio da fare, a partire dal giovane Giorgione fino alle riprese letterali di Dosso Dossi, come Jacopo Stoppa e io abbiamo da tempo cercato di mettere in luce. Vedete la ricorrenza, c'è un disegno di Giovannino De Grassi, poi Pisanello, poi un disegno a matita rossa degli Uffizi e poi la tavola di Birmingham di Dosso, dove abbiamo sempre quel cane che ritorna. E i modelli, conta ricordarlo, sono verosimilmente disegni da Giovannino De Grassi a Michelino da Besozzo, a Pisanello, d'altra parte nella Venezia del primo Cinquecento, proprio dove stava la tempesta di Giorgione, si trovava il libretto con gli animali coloriti di Michelino milanese. Ora, appunto, dei nostri allievi, miei e di Jacopo, da Antonio Mazzotta, da Agostino Allegri, stanno per l'appunto lavorando su questo tema. Sul fronte delle stampe, oltre a fare tesoro delle ricerche confluite nel volume del 1994 e da mettere all'attivo la costituzione condotta da David avendo a fianco Laura Aldovini e Silvia Urbini dell'Atlante delle xilografie italiane del Rinascimento, un utile strumento informatico che fa capo alla Fondazione Cini. E qui madri, figlie, nipoti, nonché matrici sono passate al vaglio con un indubbio arricchimento di conoscenza su tutti i pianerottoli della storia grazie a queste 1723 immagini che solo qui sono riunite per la prima volta. Anche questa, chiamiamola pure filantropia o servizio civile. A pescare un esempio di scambi
tra aree culturali diverse, tra manufatti diversi, tra livelli intellettuali diversi, si potrebbe richiamare qui l'utilizzo da parte del Bramantino, cioè del genio della pittura lombarda, intorno al 1500, di una composizione nota in ambito francese e divulgata tramite le xilografie per realizzare la Madonna con il Bambino, riemersa una ventina d'anni fa dai muri del castello di Voghera, fino a non molti anni prima un carcere, quello per stare ai misteri dell'Italia recente, dove nel 1986 era morto Michele Sindona. Il ciclo del Bramantino, che comprende delle magiche muse, l'aveva commissionato tra il 1499 e il 1503 Louis de Luxembourg, il conte di Ligny, quello del Memorandum Ligny di Leonardo. Segue nel quinto capitolo un giro d'Italia tra i centri di produzione delle stampe, dalla Lombardia al Veneto, da Mantova a Bologna, da Firenze a Roma, avendo ben chiaro che il 95% di questa inondazione di immagini multiple che tocca il nostro paese intorno al 1500 è sparito e che quindi ci troviamo a ragionare su sopravvivenze, magari casuali. Il tour italiano è sagacemente prodromico al sesto capitolo, Dürer in Venice. Qui l'espediente narrativo messo in atto presenta analogie con quello adoperato nel capitolo su Isabella d'Este, ma è ancora più compatto. L'anno cruciale, il solito 1506, è infatti ripercorso attraverso testimonianze omogenee e coerenti, culturalmente e affettivamente, e cioè le lettere che l'artista di Norimberga invia da Venezia al suo amico umanista Willibald Pirkheimer, educatosi in Italia e considerato l'uomo più colto del Sacro Romano Impero. Attraverso quella corrispondenza, in partenza dalla città più ricca del mondo, si assiste in diretta alla trasformazione di Dürer, per ricorrere a uno slogan fin troppo facile, da artigiano ad artista. Le lettere, alcune persino plurilinguistiche, chissà se prese in considerazione dai nostri storici della lingua, penso per esempio a Luca D'Onghia, sono ben note, il pubblico italiano le può anche leggere nel volume curato una ventina d'anni fa da Giovanni Fara, ma per David sono il punto di partenza per affondi e digressioni sul protezionismo veneziano, sui blocchi generazionali tra gli artisti, che vedono in prima fila tra i partigiani dello straniero il vecchissimo Giovanni Bellini. Qui c'è anche una fascinosa ricostruzione del circolo di amici tedeschi ricchi e potenti in sosta in laguna e un indimenticabile periplo tra botteghe e fornitori in giro per i rii e le calli, dove Albert deve cercare per Willibald diamanti o tappeti, gioielli o penne di gru. E poi un affondo sulla pala per la comunità tedesca di San Bartolomeo, di cui è ripercorso tra fogli di carta cerulei, acquerelli e filigrane l'iter grafico di preparazione, the largest number he had made for any painting by that time. Se si cercasse un parallelo qualitativo e quantitativo, ma sulle differenze si potrebbe costruire un libro addirittura, basta pensare al dossier grafico che precede la deposizione Baglioni di Raffaello, anno 1507, oggi alla Galleria Borghese, ma già in San Francesco al Prato a Perugia. Che esercizio per un Wölflin di oggi. Conta l'insistenza di David sulle forme del Gesù bambino nel quadro oggi a Praga. Ha fatto bene a ribadire il rapporto con le figure di Francesco di Simone Ferrucci, ossia il Lorenzo di Credi della scultura in marmo, la definizione di Francesco Cagliotti, da utilizzare come un fossile guida per mettere a fuoco l'impatto dei soggiorni di Andrea Verrocchio a Venezia, dal 1480 alla morte nel 1488, le cui giornate non si saranno consumate tutte dietro al monumento a Bartolomeo Colleoni. Si comprende benissimo la precocissima fortuna della stampa con la Madonna della Scimmia, che pone con urgenza la questione del rapporto con il mondo leonardesco. A che altezza Dürer lo ha conosciuto? Questa incisione viene a scompigliare le carte nella ricostruzione delle cronologie di più artisti italiani. Lo si è visto anche nella recente e bella mostra su Andrea Solario al Pol di Pezzoli, curata da Antonio Mazzotta. Ma a un livello inferiore di qualità e di fama, l'interrogativo potrebbe valere anche per Aimo e Balzarino Volpi. La Madonna delle Fragole, oggi ai Musei Reali di Torino, ma già a Livorno Ferraris, è pensabile senza la stampa di Dürer? Di certo non lo è questo affresco a Barengo, tra le campagne della Valpadana. C'è insomma una zona grigia tra Leonardo e Dürer su cui bisognerebbe indagare di più e soprattutto con altri strumenti critici che prevedano una considerazione differente della grafica leonardesca. Perché non esiste una scheda ben fatta dell'incisione con la Madonna con il Bambino che sembra pescare le sue forme dalla Madonna Litta di Boltraffio circa 1490, come ha chiarito Ballarin oggi all'Ermitage, e di cui si è da più parti supposta un'antica presenza veneziana? Questo è il capitolo, inutile nasconderlo, dove avverto di più una divergenza di premesse sul fronte cronologico. Faccio consapevolmente parte, infatti, di coloro che credono impossibile una data di nascita di Giovanni Bellini intorno al 1440. Ne verrebbe uno sconvolgimento del quadro dell'arte italiana che mi sono formato nella testa. Ma appartengo anche all'ancor
più minuta schiera di coloro che considero gli acquerelli di Dürer impensabili senza la sua conoscenza della pittura moderna che si faceva a Venezia e quindi in qualche modo connessi al secondo soggiorno italiano dell'artista. Forse nati da impressioni dal vero, poi rielaborate a Venezia o appena tornato su al nord. Insomma, le argomentazioni su questo punto di Ballarin e i confronti da lui messi a punto nel grandioso e tragico Giorgione e l'umanesimo veneziano mi pare che abbiano un grande senso. La conclusione del libro, che a differenza dell'introduzione reca un numero, il 7, è un riepilogo del lungo viaggio compiuto in queste oltre 400 pagine attraverso i World Art Players, cioè il sistema delle arti nel 1506. È in gioco contemporaneamente la nozione di stile, cioè ciò che più caratterizza al netto di tutto la storia dell'arte. Ma qui David, e arrivo in fondo perché il discorso si è fatto troppo lungo, riscrive pure contemporaneamente il capitolo precedente da un altro punto di vista. Anche questo è un elemento che mi ha affascinato nella lettura di questo libro, cioè presenta di nuovo Dürer, che è l'autentico protagonista della storia, mentre l'amatissimo Mantegna è una presenza lontana, agonizzante tra le paludi di Mantova, dando spazio finalmente a un punto di vista apparentemente meno oggettivo, spingendosi a immaginare che cosa avrebbe visto, chi avrebbe incontrato, che cosa avrebbe pensato l'inquieto trentenne di Norimberga nel suo breve periplo italiano fuori dal centro di Venezia. Eccolo sotto i portici di Bologna, eccolo a Ferrara, tra i pittori bigotti di Ercole I. Quando si arriva proprio alle battute di chiusura del volume, l'autore spiazza definitivamente il lettore, che ha assistito al lungo iter della sua indagine con l'affermazione «It is surprising, then, that all this movement of artists and artworks did not have a much greater effect on the developments of art in early 16th century Italy than it seems to have done, at least on the evidence gathered here. It should not be». Letta questa frase mi è all'improvviso venuto in mente Swann, quando faticosamente e dolorosamente uscito dall'amore per Odette, afferma e dire che ho sciupato anni della mia vita, ho desiderato di morire, ho avuto il mio più grande amore per una donna che non mi piaceva, che non era neanche il mio tipo. È un confronto che non mi so togliere dalla testa. David come un Swann redivivo. E che posso dire io dopo tutto questo? Non c'è niente da aggiungere, questa è una lezione meravigliosa che bisognerebbe, che per fortuna è stata registrata e che ce la guarderemo per anni a venire. È veramente straordinaria, grazie tante, mi hai fatto sembrare molto più grande di quello che sono, ma non c'è nulla da aggiungere, insomma, io mi ero fatto 2 appuntini per dire delle cose che tu hai detto 1000 volte meglio. Non so cosa dire, perché veramente potrei rispondere a qualcuno dei punti che hai fatto, ma mi sembrano delle cose così, dei dettagli così minimi. Non so niente dei portici, mi spiace, Donatella. Però ho scelto il 1506. Certo, ma io non ne so niente, mi spiace. Io dovete pensare, il 1506 sono 365 giorni e è successo di tutto e di più in tutta Italia. Quindi io non potevo trattare di tutto. Già Paul Holberton mi detestava per la lunghezza di questo libro, se poi avessi aggiunto anche i portici, ti immagini. Ma insomma, però ho scelto il 1506 semplicemente perché per Mantegna, per la morte di Mantegna, come sai mi sono occupato di stampe tutta la vita e anche di Mantegna, delle stampe di Mantegna tutta la vita, e perché Dürer era a Venezia. Immagino che se avessi scritto un libro sul 1507 avrei incluso tutte le cose che ha detto lui sul 1507 e ci sarebbe stato molto da raccontare. Credo che sia, e non l'ho scelto il 1506 per nessun motivo. Quando ho cominciato questo libro, la ricerca, ho scelto questa data, questo è stato il primo punto. E poi ho approcciato il problema un po' come un medico, nel senso non sono partito da un'ipotesi, sono partito semplicemente dai dati, dalla realtà, e ho letto 9.000 libri cercando di trovare, perché come ha detto giustamente Giovanni mi sono basato su fonti secondarie,
e cercando tutto quello che poteva essere successo nel 1506 che ci spiegasse come gli artisti si muovevano e come le opere d'arte si muovevano e anche i materiali, perché come ha accennato anche Giovanni, mi interessava molto sapere come, se uno voleva fare, come voleva avere un oggetto fatto di marmo di Carrara, che già allora era famosissimo, a Milano, come ci arrivava questo marmo di Carrara a Milano, e non prendeva l'autostrada di Genova, era in 2 ore a Milano, doveva essere naturalmente scelto dal quarry a Carrara, doveva essere portato a riva, doveva essere messo su una nave a fondo piatto, perché è tutta sabbiosa, come sappiamo, quell'area della costa, doveva essere trasportato da lì a un porto vicino il più possibile, da lì doveva essere spostato in un'altra nave, perché le barche col fondo piatto non potevano viaggiare nel Tirreno, particolarmente con del marmo addosso, si sarebbero ribaltate. Doveva fare tutta la circonvoluzione del Tirreno, dell'Adriatico, passare tra Scilla e Cariddi, farsi tutto l'Adriatico, arrivare fino alle porte del Po, lì dovevano essere trasferite su un'altra barca, di nuovo a fondo piatto. Questa barca a fondo piatto doveva risalire il Po e poi l'Adige e poi il Ticino, e tutto questo doveva succedere controcorrente, perché il Po ha una corrente abbastanza forte e quindi solo in certi mesi, perché la corrente doveva essere più debole e i venti dovevano essere più deboli, perché i venti della pianura padana sono sempre venti che vengono, quasi sempre venti che vengono dall'ovest, quindi doveva andare controcorrente, contro il vento, quindi non si potevano usare le vele, quindi bisognava ingaggiare i cavalli che tiravano con le corde le barche, o usare molto i remi, ma in certi punti le sponde erano troppo vicine e troppo sabbiose, per cui i remi erano difficili da usare. Insomma, era una cosa complicatissima. Per portare un pezzo di marmo da Carrara a Milano ci volevano settimane di duro lavoro per centinaia di persone. E queste sono le cose che mi incuriosivano. Cosa succedeva, come ha anche accennato Giovanni, quando c'era la peste? Per me la peste era una cosa di cui non pensiamo mai adesso, perché la peste non c'è più per il momento, ma c'è il Covid, ma insomma, la peste era endemica in Italia, cioè la peste non è mai andata via in quegli anni almeno dall'Italia. E ogni 20 anni, pam, veniva fuori una acuta epidemia di peste. E quando succedeva queste cose, i trasporti naturalmente avrebbero dovuto fermarsi, ma non si fermavano affatto, perché c'erano troppi soldi coinvolti. Per cui c'è questa storia, un aneddoto, ma è vero, perché ho letto i documenti, in cui un pezzo di marmo per una commissione molto importante del re di Francia deve passare da Carrara a Genova, che era una cosa che succedeva tutti i giorni. Tantissimi, quasi tutti i marmi passavano da Carrara a Genova, era il porto di smistamento dei marmi, molto specialmente per il nord. Però c'era il problema che a metà strada c'era la peste. E allora come si fa? E allora qualcuno, un diplomatico francese molto sveglio, sotto enormi pressioni della corte di Francia, perché questo marmo doveva arrivare a Genova, non c'era santi, ha deciso di fare così. Hanno messo il pezzo di marmo sulla nave, hanno messo tutto l'equipaggio del carrarese da una parte della nave, a poppa, poi sono arrivati a Genova, tutto l'equipaggio dei trasportatori, i facchini, eccetera, di Genova sono saliti a bordo, ma non toccando nulla, e non avevano neanche il permesso di parlare con i carraresi. Quindi i 2 equipaggi erano completamente separati, uno a poppa, uno a prua, e si sono dati le consegne senza parlare, senza nulla, e questo pezzo di marmo è stato tolto dai genovesi, messo nel porto di Genova,
e i carraresi sono tornati a Carrara. E deve essere stata una scena, sarebbe una scena da film bellissima, questo che è un po' da Buñuel, ho questo silenzio assoluto e questi due equipaggi che si guardano di bieco, ma in realtà nessuno aveva la peste di questi due equipaggi, però la peste era una cosa che una volta si prendeva, come sapete, non c'era via del ritorno. Insomma, quindi io mi sono occupato di quello che ho trovato e che era pertinente e ce n'è troppo, ma insomma mi interessavano tutte queste cose che ci davano un'idea della vita quotidiana degli artisti. Gli artisti erano artigiani, e naturalmente noi pensiamo a Raffaello come un dio, giustamente, però nel 1506 Raffaello non era ancora un dio, era un pittore che lavorava in Umbria e un po' a Firenze, ma non era un dio. E neanche Michelangelo era un dio, anche se si sentiva un dio. E quindi io li ho avvicinati come umani, come artigiani che avevano problemi. Michelangelo, quando ha litigato con il Papa poi quando ha occupato Bologna gli ha detto vieni subito a Bologna, e Michelangelo è andato a Bologna, il Papa era molto arrabbiato e Michelangelo ha dovuto prendersi una pensione, comprare un letto per 5, perché era lì con 4 assistenti, e dormire in 5 in un letto perché il Papa non gli dava una lira e quindi lui doveva pagare di tasca sua e quindi è andato in 5 in un letto, che era la cosa più cheap che si potesse trovare a Bologna. Poi il giorno dopo l'hanno visto e l'hanno portato davanti al Papa, che gli ha fatto passare 5 minuti molto brutti e poi l'ha abbracciato e ha detto tu sei un genio, parliamo adesso del mio enorme monumento che voglio fare a me stesso a Bologna. Queste sono le cose che mi interessavano, poi manca tantissimo naturalmente, mancano enormi quantità di informazioni, però intanto uno si dà un'idea di quanto sia stata difficile in qualche modo la vita degli artisti itineranti e anche di quanto ogni tanto, con grande rispetto di tutti, gli storici dell'arte si dimentichino di questa cosa, per cui per esempio dicano Dürer è andato sicuramente a Roma, aveva questo tempo qui, da qui a qui, è andato a Roma. Poi guardi il tempo e dici, Dürer aveva 15 giorni, perché lo sappiamo segnalato a Venezia in questo giorno, segnalato a Bologna in questo altro, aveva 15 giorni da Venezia a Roma. E ci metteva 13 giorni a arrivare a Roma. Come avrebbe fatto ad arrivare a Roma in 13 giorni, vedere questo quadro famoso che questo storico dell'arte vuole che egli abbia visto, e poi tornare indietro in 15 giorni. Non c'era il treno che io ho preso ieri per andare a vedere la mostra del Beato Angelico, non c'erano gli aerei, quindi non era possibile. È una cosa che gli storici dell'arte dovrebbero considerare molto attentamente. Quanto tempo ci voleva per andare da A a B, e questo non lo fanno mai. Comunque avete sentito una lezione meravigliosa di Giovanni Agosti, e io lo ringrazio di cuore per quello che ha detto e me lo ascolterò come una Bibbia parlante nel futuro. Io spero che ci sia in italiano questo libro al più presto, insomma, che sia reso accessibile anche appunto persone che non leggono l'inglese, anche i ragazzi, insomma. Io sono completamente d'accordo. Vabbè. Ci sono delle domande, non le avete letto, quindi non fatemi delle domande. Aiuto, qualcuno vuole fare una domanda. Un anno a Venezia, Dürer, ma che cosa ha detto dei veneziani? Peste e corna. No, ha detto delle cose, era molto sospettoso dei veneziani, era molto amico di alcuni veneziani, ma era molto sospettoso degli altri, particolarmente degli artisti, e pensava che addirittura dovesse stare attento quando andava al ristorante con loro perché magari lo avvelenavano. Era molto paranoico sui veneziani, gli artisti veneziani, molto, li temeva molto e probabilmente aveva ragione. Va bene, grazie mille a tutti.